Bene, adesso vogliamo rivolgerci alla parola del Signore. Ho in cuore di leggere con voi il primo dei miracoli di Gesù. E lo troviamo scritto in Giovanni, capitolo 2, dal primo verso. Il primo miracolo di Gesù. Alleluia, gloria al Signore. Chissà qual è stato il tuo primo miracolo, il suo primo miracolo nella tua vita. Alleluia. Giovanni capitolo 2 dal primo verso. Amen. Dio ci benedica nella lettura e la sua parola possa essere come un balsamo per il nostro cuore. Amen. A Dio la lode. 3 giorni dopo ci fu una festa nuziale in Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. E Gesù pure fu invitato con i suoi discepoli alle nozze. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. Gesù le disse: che c'è fra me e te, o donna? La mia ora non è ancora venuta. Sua madre disse al servitore: fate tutto quello che vi dirà. C'erano là 6 pile di pietra destinate alla purificazione dei giudei, le quali contenevano ciascuna 2 o 3 misure. Gesù disse loro: riempite di acqua le pile. Ed essi le riempirono fino all'orlo. Poi disse loro: ora attingete e portatene al maestro di tavola. Ed essi gliene portarono. Quando il maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua che era diventata vino, egli non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano bene i servitori che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: ognuno serve prima il vino buono e quando si è bevuto abbondantemente il meno buono. Tu invece hai conservato il vino buono fino ad ora. Gesù fece questo primo dei suoi miracoli in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo scese a Capernaum, egli con sua madre, con i suoi fratelli e i suoi discepoli, e rimasero là non molti giorni. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Alleluia. Abbiamo letto il primo miracolo di Gesù. Il primo di tanti miracoli di Gesù. Ma quanti miracoli ha fatto Gesù? La scrittura ci dice che quelli descritti nel Vangelo sono solo una parte dei tanti miracoli che Gesù ha compiuto. E questo è scritto proprio nell'ultimo verso di Giovanni, al capitolo 21, verso 25, proprio il verso che conclude il Vangelo, no? Scritto da Giovanni. Dice così: ora vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte, le quali, se si scrivessero una a una, credo che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. Amen? Amen. Dà bene l'idea? Alleluia. Gloria al Signore. Ma io credo una cosa, che Gesù è lo stesso, ieri, oggi ed in eterno. Io credo che Gesù fa ancora miracoli. Alleluia. E noi vogliamo chiedere al Signore dei miracoli. Alleluia. Certamente ciò che abbiamo bisogno. Prima di tutto abbiamo bisogno di salvezza, vero? Alleluia. E io vi posso dire, questo è il primo miracolo che Gesù ha fatto nella mia vita. Mi ha salvato. Il primo di tanti miracoli. Ha fatto altre cose nella mia vita. Gloria a Dio. Ho pregato per un lavoro, mi ha dato un lavoro il Signore.
Alleluia, chiedeva una famiglia, mi ha dato una famiglia. Gloria al Signore. Ancora sto chiedendo al Signore. Aspetto. So che Egli può tutto. Amen. E lo sai anche tu. Amen? Amen. Alleluia. Gesù aveva appena chiamato dei discepoli, probabilmente aveva appena iniziato a predicare. Non era molto conosciuto, ma lì dove abitava, vicino, in questa Cana di Galilea, era conosciuto e conoscevano probabilmente anche sua madre, i suoi fratelli. Ci fu un matrimonio e fu invitato. Fu invitata sua mamma, Maria, fu invitato lui, e dato che Gesù stava già con i suoi discepoli, invitarono anche i suoi discepoli a questa festa nuziale. Gloria a Dio. A un certo punto, mentre c'è festa, viene a mancare qualcosa che all'epoca era fondamentale quando si doveva festeggiare. Beh, in verità lo è ancora oggi, no? Per qualcuno in modo particolare. Il vino, questa bevanda che rallegra, quando c'è festa si beve, ci si rallegra. Gloria a Dio. Cosa ci insegna questo? Gesù accettò l'invito di questa famiglia che si è appena formata, e questa famiglia ha voluto condividere insieme a Gesù la sua gioia, la sua festa. Gesù è stato disponibile a condividere questo momento gioioso, così come è ancora oggi disponibile a condividere ogni cosa nella nostra vita. Amen? Amen. Alleluia. Gesù vuole condividere insieme a te, insieme a me, insieme a noi tutti, tutto ciò che riguarda la nostra esistenza. Se viviamo dei momenti di festa, gloria a Dio, Gesù vuole partecipare alla nostra festa. E facciamolo partecipare. Invitandolo a casa nostra. Gloria al Signore. Amen? Ricordiamoci che se siamo nella festa, quella festa è sempre grazie al Cristo Gesù. Alleluia. Così quando siamo nella tristezza, nel dolore, ricordiamoci che Gesù vuole essere accanto a noi, dentro di noi, anche nelle circostanze, tra virgolette, non belle, no? Difficili. Perché il Signore desidera trasformare ogni aspetto triste della nostra vita in gioia, in quella gioia ineffabile che solo Lui può dare e sa dare. Ma tutto dipende da una nostra scelta. Se desideriamo condividere con Lui, oppure, Signore, Tu non mi rispondi. Io ti prego, ho bisogno, Tu non mi rispondi. Vedi, Signore, non mi risponde. Poi certe voci del diavolo nella nostra mente, nel nostro cuore. Gesù non ti ha risposto, non ha cambiato nulla, hai visto, hai pregato. È vero o no? È così? Signore, aiutaci. Vogliamo dire, Signore, vieni nella mia vita. Ti prego ora più che mai. Io ho bisogno. Amen. Alleluia. Non vogliamo escludere il Signore e chiuderci in noi stessi, ma vogliamo condividere con Lui ogni cosa. Amen. Alleluia. Vedete, le cose brutte possono sempre accadere. Era un momento di festa. Maria si accorge che è venuto a mancare il vino e lo dice a Gesù, a suo figlio, no? Manca il vino. Avete notato la risposta di Gesù verso Maria? Cosa gli dice? Sì, mamma, non ti preoccupare. Non la chiama mamma. Gli dice, donna, che c'è fra me e te? L'ora mia non è ancora giunta. Però Maria non demorde,
si rivolge agli inservienti e dice: fate tutto quello che egli vi dirà di fare. Gloria al Signore. Gesù non agisce per l'intercessione della madre. Gesù agisce perché sapeva che in qualche modo doveva onorare anche quella famiglia che lo aveva onorato invitandolo. Io ti dico, Dio onora sempre coloro che lo onorano. Quelli che lo onorano vengono onorati da Dio. Amen. Gloria al Signore. Maria in fondo sapeva che Gesù non poteva stare fermo senza far nulla. Alleluia. Ed è così che avviene, agisce. Dice agli inservienti, c'erano delle cisterne, dei contenitori, riempiteli d'acqua. Quelli lo fanno. E poi gli dice: ora attingete e portatelo al maestro di tavola, no? Che era colui il quale assaggiava il vino per capire se era buono o meno. Alleluia. E quando questo assaggia quell'acqua che era diventata vino, si accorge che il vino precedente, in confronto a quello, era meno buono. Gloria al Signore. Nel frattempo il Signore aveva fatto un miracolo, aveva cambiato la natura di quell'acqua, la consistenza di quell'acqua, che era diventata vino. Alleluia. Questo ci ricorda che Egli è il creatore di ogni cosa. Amen. Amen. Di ogni cosa e di ogni anima vivente. Egli è l'Onnipotente. Amen. Può ogni cosa, può trasformare e può creare dal nulla. Amen. Egli è Dio. Alleluia. Gloria al Signore. E ancora in questa mattina Egli dal nulla può creare qualcosa. Amen. Nel cuore. Alleluia. E io prego, mentre predico la parola del Signore, prego il Signore, chiedendo il Signore trasforma questa parola in acqua viva, che possa essere assimilata nei cuori. Alleluia. E possa convertire il cuore di quelli che ancora non sono convertiti a Lui. Amen. Alleluia. Quindi vedete il Signore come interviene e quello che fa, tutto quello che Egli fa è buono. Alleluia. Vedete quel vino, il vino precedentemente che era stato bevuto, vabbè, era forse il vino migliore che avevano, ma non era stato provveduto da Gesù. In confronto quello provveduto da Gesù era di gran lunga il migliore. Ma come? Chiunque dà prima il vino buono, così chiunque beve, si ubriaca, non capisce neanche la qualità del vino che beve man mano che si ubriaca, e poi quello meno buono. Invece voi avete fatto al contrario, adesso c'è quello più buono. Gloria a Dio. Amen. Quello che fa Gesù è la cosa più buona. Alleluia. Lo vogliamo far fare a Gesù. Io ti dico, se hai un bisogno, un problema, qualcosa da risolvere, rivolgiti al Signore, fai fare a Lui. Non so se avete sperimentato quello che sto per dirvi, ma ogni volta che ho fatto di testa mia pensavo di fare la cosa migliore, ma poi non si è rivelato così la cosa migliore. Quando invece ho aspettato senza agire, ho aspettato e ho pregato il Signore ha fatto la cosa migliore. Amen. Alleluia. Lasciamo far fare al Signore, Lui fa sempre la cosa migliore. Alleluia. Questo è stato il primo dei Suoi miracoli. L'ha compiuto in Cana di Galilea. Manifestò così
la sua gloria. Alleluia. Io prego il Signore e dico, soprattutto in questi tempi, Signore, manifesta ancora la tua gloria. Amen. Incoraggiami, incoraggia la Chiesa, fa vedere ancora cose meravigliose, fai ancora miracoli, Signore. Alleluia, fammi vedere miracoli di salvezza. Il miracolo che chiedo al Signore non è tanto quello della guarigione fisica, certamente qualcuno ha bisogno anche della guarigione fisica, ma cosa vale il corpo guarito se l'anima è perduta? Alleluia, prima di tutto la salvezza, Signore. Amen. Preghiamo il Signore per questo, facci vedere miracoli di salvezza. E credo che nella nostra casa ci sia un gran bisogno di questo miracolo di salvezza, vero? Alleluia, per i nostri figli, il nostro marito, la nostra moglie che ancora non è convertita, è vero? I nostri parenti, i nostri cari, ne abbiamo parenti inconvertiti. Alleluia, gloria al Signore. Vogliamo pregare il Signore. Sapete, ho un cugino che non fa altro che bestemmiare, e ogni volta che mi vede, quelle poche volte che ci vediamo, quando sono in Sicilia, non perde tempo per denigrare Cristo, per dire che non esiste, che Dio non è vero, Dio è morto, è una favola, tutte queste cose, e lo dice con una rabbia che io dico è diabolica, perché uno che proprio si avventa, anche se lo lasci stare non dice niente, ma proprio ti stuzzica, e vuol dire che c'è qualcosa satanico, che non è buono. Signore, fai miracoli di salvezza, libera, ancora oggi il Signore è potente a liberare. Alleluia. Gesù manifestò così la sua gloria, i suoi discepoli credettero in Lui. Amen. Vedere l'opera del Signore in modo concreto ci aiuta anche a credere. Per questo Egli ci ha fatto una promessa, che la sua parola sarà confermata dai segni e dai prodigi. Questa mattina vogliamo dire per fede e con fede, Signore, conferma la tua parola al mio cuore. A me fa che io possa vedere un cambiamento. Alleluia. Così come tutti hanno visto quel cambiamento da acqua a vino, voglio vedere nei miei cari, nei miei figli, un cambiamento nella loro vita, da non credenti a credenti. È un miracolo, gloria a Dio. Dio lo può fare, gloria al Signore. Noi vogliamo credere in Lui, vogliamo credere nella Sua parola. Alleluia, gloria al Signore. Io credo che, fratelli e sorelle, non solo la prima a credere è stata Maria, ma anche quei servitori che hanno ubbidito, riempendo l'acqua, le cisterne, i contenitori, non si sono opposti. Ma come? Che devo fare? Riempire l'acqua? Che c'entra? Poi c'è bisogno di vino. Hanno eseguito quello che Gesù ha detto loro di fare. Attingete e portate al maestro di tavola. Hanno attinto e portato da bere al maestro di tavola. E forse nei loro cuori non c'era alcun dubbio che Gesù aveva già operato. Ed è avvenuto il miracolo. Gloria al Signore. Perciò vogliamo veramente essere nelle condizioni adatte affinché il miracolo di Dio possa avvenire in ciò che chiediamo nella nostra preghiera, che leviamo a Lui, al Padre, nel nome di Gesù, con fede piena. Amen. Con fiducia. Amen. Senza scalfita dal dubbio. Alleluia. E allora tutto sarà possibile per chi crede, vero? Alleluia. Allora anche noi vedremo la gloria di Dio come hanno visto i discepoli in quella festa, come hanno visto quei coniugi. Alleluia. Così che stavano festeggiando, il Signore non ha impedito che la festa finisse, ma ha fatto in modo che la festa continuasse. Amen.
Fai in modo, Signore, che la festa, la gioia continui nella mia vita, nella mia casa. Manifestati, Signore, con miracoli, con risposte, con segni, con certezze, con la tua consapevolezza che metti dentro di me, nel mio cuore, ma fai in qualche modo che io possa sentire la grazia tua nella mia vita. Amen. Alleluia. Il Signore farà ancora dei miracoli che ci meraviglieranno, farà ancora del bene alla mia vita e alla tua vita. A Dio sia la lode e la gloria. Vogliamo chinare il nostro capo. Gloria a Gesù. Alleluia.